troviamo presso l'Arco di Mezzo per un'altra curiosità su Battaglia Terme e i Barcari. L'Arco di Mezzo è un manufatto idraulico che viene costruito proprio durante la realizzazione del canale Battaglia, cioè verso la fine del XII secolo. Presso l'arco si incontrano le acque provenienti da Padova, del canale Battaglia, e le acque provenienti da Monselice, del canale Bisatto. Questo manufatto quindi regola il flusso del canale Battaglia, permettendo al canale superiore di scaricare le acque in quello inferiore con un salto di circa 7 metri. Questo dislivello fu utilizzato almeno fino dal XIII secolo per la creazione di una serie di attività che fecero di Battaglia non solo uno dei porti più trafficati del nord Italia, ma anche un centro economico importantissimo. Il canale e l'Arco di Mezzo possono essere ammirati dal Ponte degli Scaini o Ponte degli Scalini, l'unico ponte con gli scalini del Padovano, e alla base di questo è presente la statua di San Giovanni Neopomoceno, patrono dei barcari e di tutti coloro che rischiano di annegare. Per scoprire come mai e soprattutto perché San Giovanni è diventato il patrono dei barcari, per sapere altre curiosità sull'Arco di Mezzo e Battaglia, veniteci a trovare al Museo della Navigazione.